Onestamente me lo aspettavo più leggero. Beh, ma quale posto migliore per fare l'unboxing di un monopattino elettrico da outdoor se non outdoor? Tra l'altro è pieno di zanzare, spero che apprezziate il sacrificio. Buongiorno bellissimi. Alcuni di voi sapranno che la scelta di questo unboxing è stata condivisa su Instagram con dei sondaggi ai quali molti di voi hanno partecipato. Molti di voi hanno partecipato, molti di voi avete partecipato, in cui avete partecipato in molti per decidere se farlo, quindi se accettare questo tipo di scambio e come farlo. Avete deciso che dovrò fare una sfida andando in montagna con il monopattino elettrico. Perciò adesso facciamo l'unboxing, vediamo cosa ci hanno mandato, cosa c'è dentro, e dopodomani andiamo in montagna a vedere se funziona, se effettivamente regge l'inclinazione delle strade di montagna e se oltre all'asfalto riusciamo ad andare anche su sentieri sterrati, ghiaia, e poi chissà, magari proviamo anche qualcos'altro. Intanto apriamo questa scatola. Voilà! C'è un'altra scatola nella scatola! È un doppio unboxing! Ecco, il brand che ha sponsorizzato questo video e che mi ha mandato il monopattino si chiama Kukirin e il monopattino è il G2 Max. Ce n'è altri due della stessa linea che sono meno da outdoor e più da strada. E vi metto in descrizione un codice sconto nel caso in cui voleste acquistare uno di questi. Mi raccomando, sappiate che non ricevo delle commissioni, quindi non fatelo per farmi un favore. Andiamo avanti! Dan 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 dan! E io che speravo in una terza scatola. Allora, abbiamo il manuale scritto in inglese. Abbiamo una cosa. Mi sa che ci serve il manuale. Vabbè, ma questo è l'unboxing, non è l'assemblaggio. Quindi abbiamo una cosa. Operation Manual. E c'è anche l'italiano, tanta roba. Abbiamo una cosa bellissima, che è un set di brugoline. Adoro queste cose. Qui c'è una pompetta e infine una scatolina. Alla faccia della scatolina. Voilà. 54.6 volt 2 ampere per quelli che sanno. Bene, adesso facciamo una pausa perché mi sono reso conto di un problema, e cioè il fatto che è pieno di polistirolo e che ci sono tante di questi piccoli pezzettini che volano dappertutto appena sposto qualcosa. Dato che non voglio che finiscano in mezzo alla natura, adesso chiudiamo tutto così com'è, ci spostiamo all'interno dove poi posso pulire facilmente senza far volare le cose in giro, e terminiamo l'unboxing e poi partiamo per questa sfida in montagna. Bene, che dire, possiamo riprendere da dove abbiamo lasciato. Quindi abbiamo un manuale,
Una cosa. Secondo manuale. Pompetta. Fruggo le viti. E abbiamo anche il sellino. Bene, unboxing completato. Il mio primo unboxing, sono contentissimo. Mi dispiace un po' per la parte polistirolo, però in generale sono contento. Mi sembra un ottimo prodotto, non vedo l'ora di usarlo. Lo so che mi conoscete come camminatore o come ciclista, ma superati i 30 anni anche a me piacciono i comfort ogni tanto. Poi c'ha queste ruote gigantesche che sanno proprio di outdoor. Sono curioso di vedere se riesco ad andare per sentieri. E adesso io vi saluto, però ci vediamo tra pochissimo e passeremo all'assemblaggio e infine alla sfida. Dai, a tra poco. Eccoci qua, pronti alla seconda parte con l'assemblaggio, anche qua ovviamente outdoor. Questa dovrebbe essere rapida. Ok, così a occhio per adesso mi sembra comunque che il manubrio sia la parte un po' più complicata da montare, perché non si può fissare direttamente sul palo togliendo la piastra che lo fissa, perché le viti non si riescono ad avvitare a causa dello schermo che c'è sopra il manubrio. Quindi bisogna prima smontare lo schermo, poi infilare il manubrio sotto a questa piastra, avvitare le 4 viti e infine avvitare lo schermo. Direi che è alla portata di tutti quanti per adesso, mancano 2 pezzi. Ok, come avevo immaginato la parte del manubrio era quella un po' più complessa, anche se comunque molto semplice. Per questa parte posteriore basta veramente appoggiare il supporto del sedile alla base, fissare 4 viti e poi sul supporto infilarci il sedile così come una normalissima bicicletta. Adesso volevo un attimo capire come si ripiega, perché è pieghevole in modo da rendere più facile il trasporto. E poi passiamo alla fase successiva, alla sperimentazione, sono stracurioso.
Ripiegarlo è un po' più macchinoso di quanto mi aspettassi, però comunque molto semplice. E adesso bando alle ciance, ciance alle bande, passiamo alla fase 3. Ed eccoci finalmente giunti alla fase 3, la sperimentazione in montagna. Ho scelto una zona che pensavo essere poco frequentata, ma ho visto un sacco di macchine, quindi temo che incontreremo persone. Siamo a Ligosullo, tra l'altro quello che vedete laggiù è il Castello Valdayer, un punto abbastanza conosciuto e di partenza per un bellissimo percorso che porta verso il lago di Mon, e percorso che adesso faremo col monopattino. Ho scelto questo perché primo pensavo fosse poco frequentato, secondo perché c'è una parte asfaltata e poi una parte sterrata, poi successivamente c'è una parte ancora più difficile da percorrere, penso, col monopattino, quindi forse faremo solo le due prime parti e poi ci fermeremo, però lo scopriremo strada facendo. E terzo perché c'è una bella pendenza e voglio vedere se questo monopattino tiene. Comunque, come monopattino da outdoor non penso che intendessero esattamente questo. Devo dire che in montagna col monopattino elettrico mi sento un po' sbagliato. Siamo nella terza parte del percorso e come immaginavo il monopattino non ce la fa più, perché oltre alla difficoltà dello sterrato, che comunque sento che sullo sterrato fa molta più fatica rispetto all'asfalto, oltre a quello siamo anche nella parte un po' più pendente, quindi c'è una bella salitona per raggiungere la cima del monte. Lo sterrato non è sterrato, ma è un misto di sterrato, ghiaia e sassi anche grossi, e ogni volta che il monopattino sale su parti un po' più instabili rallenta. Se fosse sterrato tutto il tempo, forse riuscirebbe anche a proseguire, perché riesce a prendere la rincorsa nei punti magari meno pendenti e poi mantiene la potenza anche dopo. Però qui ogni volta che c'è un saltino, un buco, un sasso grosso, un sasso che rotola, allora rallenta e poi non riesce più a tenere la velocità. Tra l'altro qui mi è anche morto, quindi adesso non vorrei esagerare e rovinarlo. Perciò, però, cioè, guardate dove ci ha portati. Abbiamo fatto ben 6 km consumando appena le prime 2-3 tacche di batteria. Considerate che il manuale dice che la batteria ha una durata di 80 km. Dubito che consideri queste pendenze e queste condizioni, però è tantissimo. Sto pensando di andare a fare anche un tentativo magari fuori dal percorso,
No, magari un'altra volta, magari ci facciamo un altro video e sperimentiamo il monopattino anche fuori da una strada asfaltata o sterrata. Grazie per essere stati qui fino adesso, spero che il video vi sia piaciuto, che vi siate divertiti anche voi. In questo caso mettete un like, condividetelo e iscrivetevi al canale. E vi lascio il link nel caso in cui doveste essere interessati al monopattino in descrizione con un codice sconto anche. Bene, ci vediamo alla prossima sfida, avventura, viaggio e ciao bellissimi!